Presidio di protesta e occupazione simbolica del comune per i lavoratori in cassa integrazione della IML di Casarza Ligure. Se le cose non cambieranno, dal 1 gennaio saranno senza lavoro, visto che la cassa integrazione di crisi prevista fino al 12 aprile del prossimo anno non è stata ancora rifinanziata dal governo. Purtroppo questa finanziaria non c'è ancora, quindi non ci sono i soldi per coprire fino al 12 aprile, che era la scadenza naturale dell'accordo firmato, e quindi dal 31 scade, al 1 gennaio questi lavoratori saranno in mezzo a una strada. I lavoratori hanno chiesto di parlare con il sindaco Giovanni Stagnaro, che è impegnato fuori comune per le scadenze di bilancio, li riceverà domani mattina. L'auspicio è che l'amministrazione si faccia portavoce di una richiesta che arriva da una delle aziende produttive del territorio, ma che non è sicuramente l'unica che si trova in questa situazione in tutta Italia. Per ricordare gli impegni presi ad aprile di quest'anno, quando facevamo una manifestazione che si concluse proprio qua, e alcuni politici locali hanno detto che non li avrebbero lasciati da soli. Basta vedere questa piazza qua, noi siamo da soli, siamo solo noi. Pensavamo che qualcuno ci raggiungesse, visto che in regione sanno la situazione, perché c'è stata una delibera del 20 dicembre che cercava di muovere almeno le coscienze della politica locale. Le prossime ore saranno dunque decisive e tutto dipenderà dalla stesura definitiva della manovra finanziaria in corso di approvazione alla Camera. Intanto l'azienda si prepara a vivere un anno di passaggio. Il 2024 dovrebbe vedere l'indizione della gara per la sua cessione all'asta. Dei 30 lavoratori rimasti, attualmente una decina è impegnata in fabbrica. Anche per questi però è imprescindibile la scadenza del 31 dicembre. Più o meno ad agosto di quest'anno è subentrato un socio che ha impegna 10 ex lavoratori della IML con una nuova azienda, con un affitto del ramo di azienda per un anno, e quindi almeno 10 lavoratori stanno lavorando su una trentina e infatti 20 rimarranno fuori. L'azienda quindi, se non succede niente, il 31 chiuderà definitivamente. E la nuova IML speriamo che vada avanti, speriamo che rimanga, ma anche questo qua è tutto molto aleatorio perché non sappiamo nulla.